Buonasera ai nostri amici lettori, benvenuti al nuovo evento di Wine Taste. Mese di marzo, arriva la primavera, poiché appunto oggi è esattamente il 21 marzo e questo mese è venuto a trovarci Marilena Barbera, vignaiola in Menfi e proprietaria delle omonime cantine. Questa sera quindi faremo un viaggio all'interno della vitivinicoltura siciliana, ma in particolare del territorio dove si trovano le cantine Barbera e qui è venuta a trovarci questa sera Marilena Barbera. Lei spetterà di raccontarci i suoi vini e ovviamente anche di farci conoscere da vicino il territorio dove lavora. Io ringrazio Marilena Barbera innanzitutto per esserci venuti a trovare fin qui e tenerci compagnia. Iniziamo a parlare delle sue cantine. Quando nascono e dove vi trovate? Siamo a Menfi, che è un piccolo paese della Sicilia occidentale proprio sul mare, in provincia di Agrigento. L'azienda nasce negli anni 20 perché mio nonno ha ricevuto in eredità questa bellissima tenuta proprio sul mare come dono di nozze. Iniziò a piantare quindi i vigneti, a fare le prime sperimentazioni negli anni 20. Da allora siamo produttori di uve. Mio padre si è continuato ad occupare delle vigne durante tutta la sua vita. Negli anni 50-60 ha avviato un'opera di trasformazione e di ammodernamento dell'azienda. All'epoca eravamo conferitori di uve e produttori quindi per conto e per fornire le uve ad altre aziende del territorio, aziende soprattutto della zona del Marsala. Infatti noi nasciamo come produttori di uve bianche prevalentemente e poi successivamente alla fine degli anni 50 conferitori della cooperativa che si creò a Menfi proprio ad opera di un gruppo di produttori di uve, tra cui molti membri della mia famiglia. Mio padre è stato uno dei soci fondatori, i miei zii, insomma tutta la nostra famiglia produttrice di uva iniziò questa avventura per dare più valore alle produzioni che esistevano in quel momento nel territorio. L'avventura con i vini è una cosa più recente. Una quindicina di anni fa abbiamo iniziato a sperimentare la vinificazione delle nostre uve e ufficialmente nel 2001 è nata la prima etichetta prodotta con uve di Merlot e a seguire poi tutte le altre. Abbiamo iniziato quindi all'interno della mia famiglia, mio padre, mia madre, mia sorella ed io, e abbiamo con grande piacere e con molta passione iniziato proprio a scoprire quanto è particolare e quanto è splendido il territorio nel quale lavoriamo. Oggi a gestire l'azienda siamo appunto mia madre ed io, produciamo 11 vini in totale, tutti con uve prodotte da nostri vigneti. Che cosa significa produrre vino a Menfi? Ci racconta questo territorio? Menfi è mare fondamentalmente, quindi tutto ciò che si lega al territorio di mare con le sue caratteristiche straordinarie. Il sale innanzitutto, il sale che arriva proprio a 800 metri da noi è il mare, a 800 metri dalle vigne, che viene portato dal vento e si deposita nel terreno e si deposita sulle uve, arricchendole di una mineralità straordinaria. Difficilmente una caratteristica del genere si trova in Sicilia, nonostante la Sicilia sia un'isola, perché l'influenza del sale si riesce a percepire entro i 2 chilometri dalla costa. Quindi i nostri sono vini profondamente siciliani, ma sono vini soprattutto di mare, legati alle escursioni termiche che tra giorno e notte riescono a raggiungere punte anche di 20-22 gradi, che sono praticamente le stesse escursioni termiche che abbiamo in Trentino ad altre latitudini, ad altre altitudini, e soprattutto si arricchiscono di questa componente salina che rende i vini molto sapidi, ideali per un abbinamento con il cibo soprattutto. Voi nei vostri vigneti ospitate, o meglio coltivate, sia varietà tipicamente siciliane ma anche varietà che arrivano, è vero, in Sicilia tanti anni fa, ma che comunque troviamo in molti vini, ed è anche il caso vostro. Sì. Prima di parlare però dei vini che sono prodotti Cantine Barbera, magari raccontiamo nello specifico le varietà e le caratteristiche delle varietà che vengono impiegate nei vostri vini, a partire da un'uva bianca
bianca, che tra l'altro avremo anche questa sera, l'Inzolia. Sì, la ragione per cui nei nostri vigneti esistono anche le varietà internazionali si spiega proprio con quello che ho detto prima, cioè con il fatto che noi eravamo produttori per conto di altri e naturalmente negli anni 60, 70, 80 piantavamo ciò che le aziende per le quali producevamo ci richiedevano. In Sicilia, soprattutto a Menfi, la grossa cooperativa ha avviato proprio in quegli anni, negli anni 70-80, un lavoro di riqualificazione del territorio e quindi della produzione vinicola, occupandosi principalmente delle varietà internazionali, quindi Chardonnay, Merlot e Cabernet Sauvignon sono le uve che si adattavano meglio al nostro terreno e sono quelle che abbiamo piantato in quegli anni. Sono vigneti di 30-40 anni che appunto hanno questo genere di avevano questa funzione. Accanto a questi esistevano già delle varietà come l'Insolia, per l'appunto, che appartengono storicamente alla nostra tradizione, alla nostra cultura, e altre ne sono state piantate successivamente proprio da me, perché nella interpretazione che io voglio dare alla nostra azienda e al legame che lega noi appunto con il territorio, ho voluto concentrarmi su varietà non solo siciliane ma soprattutto tipiche della zona della Sicilia occidentale, come per esempio il Perricone. Il Perricone, che è una varietà straordinaria, che popolava, che ricopriva le colline siciliane fino ai primi anni 50 e che adesso è quasi totalmente abbandonata. Credo che siamo rimasti una decina di produttori soltanto che abbiamo sposato il Perricone come uva a bacca rossa tipica delle nostre zone e che stiamo portando avanti un lavoro di riqualificazione e di promozione di questo vitigno, proprio perché è strettamente legato culturalmente alla nostra area. Voi avete anche un'altra varietà che è tipica della parte orientale della Sicilia e che entra nello stesso vino dove è presente anche il Perricone, mi riferisco al Nerello Mascalese. Sì, la scelta del Nerello Mascalese è stata una scelta più diciamo di gusto e di funzionalità per questa vigna. Il Perricone noi lo abbiamo piantato in una vigna mista, quindi abbiamo mescolato le barbatelle, le piante di Nerello Mascalese insieme a quelle di Perricone, perché il Nerello Mascalese ci è funzionale per la gestione del Perricone, che normalmente è un'uva con un grado di tannino estremamente elevato e con una grandissima intensità. Una volta il Perricone si piantava insieme all'uva bianca, al grecanico nelle nostre zone. L'uva bianca gli dava maggiore delicatezza, diluiva un po' questo tannino e lo arricchiva di sentori più floreali e più morbidi, più dolci, un pochino mascherando questa rudezza e cercando di mimetizzare questa rudezza del Perricone. Ecco, io al Nerello Mascalese gli faccio fare la parte del bianco. Siccome ormai per disciplinare è ormai non più consentito di fare appunto l'uvaggio di uva bianca e uva rossa, il Nerello Mascalese nel mese di agosto, quando si matura il Perricone, è fondamentalmente un'uva quasi priva di colore e con un tannino appena accennato, quindi mi è funzionale perché ricopre appunto questo ruolo di mitigatore delle asperità del Perricone per farlo diventare più piacevole, più morbido e più soprattutto più amichevole con il palato e con i cibi. E poi, innegabile, è opportuno anche parlare di quella che è la rossa, tra virgolette, sulla cresta dell'onda di Sicilia, che è il Nero d'Avola. Sì, il Nero d'Avola io lo chiamo la Nera d'Avola quando parlo dei miei vigneti e dei miei vini, perché Nero d'Avola ce n'è tanto in Sicilia ed è ormai piantato un po' dappertutto, con caratteristiche che poi vanno a rappresentare il territorio nel quale questa splendida pianta si adatta e viene appunto portata. Da noi con un clima mediterraneo profondamente legato appunto all'influenza del mare e quindi con una dolcezza maggiore rispetto a zone più impervie, più interne, più calde che sono le colline, il Nero d'Avola acquisisce una personalità molto femminile, molto morbida, più suadente se vogliamo, mantiene maggiore acidità, ha un tannino più dolce, più levigato, è un frutto molto integro. Per queste caratteristiche io lo chiamo femmina e quindi faccio due Nere d'Avola, una in rosso e una in rosato, che proveremo stasera tra l'altro, che hanno appunto queste caratteristiche di piacevolezza. Nel mio modo di lavorare e di pensare il vino lo penso sempre in funzione della sua bevibilità e della piacevolezza di beva.
non mi interessa in questo momento, non punto alla creazione di vini estremamente strutturati o estremamente complessi nell'affinamento e nella beva. Preferisco che il vino venga proprio valutato per la piacevolezza e per la capacità immediata di abbinarsi con i cibi e di essere un piacevole compagno di una bella serata tra amici. Oltre a queste uve, a queste varietà, abbiamo parlato di bianchi e di rossi, mancherebbe all'appello un altro vino che noi questa sera non abbiamo e che non si tinge né di bianco né di rosso ma di ambrato, e parlo di un vino che è stato già recensito nella nostra guida, peraltro anche guadagnando 4 diamanti, pertanto un bel risultato. Vogliamo parlare anche di questo vino dolce? Sì, Alba Marina è un passito fatto con il catarratto. Il catarratto è un'uva bianca che viene utilizzata appunto, entra in uvaggio nella composizione del Marsala, è molto tipica dalle nostre parti, quindi tutta la zona della Sicilia occidentale. Normalmente viene vinificato in secco o in liquoroso, appunto quando dà vita al Marsala, per la capacità di ossidarsi ma di mantenere allo stesso tempo una grande freschezza, quindi una buona acidità. Abbiamo pensato qualche anno fa proprio di sperimentare l'appassimento del catarratto, un appassimento che viene fatto alla pianta con la torsione del peduncolo, per cercare appunto di preservare la concentrazione aromatica dell'uva e allo stesso tempo di non disperdere l'acidità che andrebbe a volatilizzarsi nel momento in cui dovessimo appassirlo al sole. In questo modo, con le torsioni, alcune torsioni prendono, altre prendono meno, abbiamo una variabilità molto grande all'interno della vigna tra i grappoli che appassiscono realmente e quelli che semplicemente maturano, quindi surmaturano. È un passito un po' atipico che però rappresenta molto bene il concetto di viticoltura molto piacevole, molto dolce, legata ad una naturale evoluzione dell'uva sulla pianta, rappresentando fortemente il territorio. Noi questa sera degusteremo 5 vini delle cantine Barbera, di cui 2 annate 2012, pertanto vini estremamente giovani, da poco usciti dalle cantine. Vogliamo raccontare ai nostri amici che ci stanno seguendo quali sono questi vini e soprattutto come nascono, e raccontare anche le loro qualità principali. Iniziamo con l'Inzolia 2012. Sì, l'Inzolia è una delle varietà più tradizionali della Sicilia, è una di quelle che da più tempo è stata coltivata, viene coltivata in Sicilia, una di quelle varietà che si sono ambientate, che sono state portate proprio dai Greci e dai Fenici nella prima colonizzazione tra il IX e l'VIII secolo a.C. Quindi immaginiamo quanto adattamento queste piante che provengono dal Medio Oriente hanno avuto per quanto riguarda proprio la loro simbiosi quasi con il territorio siciliano e con i territori di mare. L'Inzolia è una varietà straordinaria, bellissima, che quando viene coltivata a mare o sul mare garantisce una freschezza, una piacevolezza, una bevibilità straordinarie. In Sicilia esiste Inzolia piantata un po' dovunque, anche lì. Personalmente, che sono una vera fan dell'Inzolia, penso che il suo adattamento agli ambienti marini sia quello che la rende più piacevole in assoluto, perché ha naturalmente un'acidità non troppo elevata. Il sale compensa questa lieve mancanza di acidità e lo protegge il vino nella sua evoluzione. Noi abbiamo avuto anche verticali, se possiamo dire, di Inzolia a partire dall'annata 2006, fatte proprio qualche mese fa, e devo dire che riesce, quando l'Inzolia è piantata vicino al mare, quindi quando riesce ad assorbire questa aria salmastra e questo sale, riesce proprio a mantenere vigore e piacevolezza anche dopo 3 o 4 anni dall'imbottigliamento. Questo 2012 nello specifico come nasce? Il 2012 in genere è una vendemmia calda per la Sicilia, calda, bollente. Abbiamo avuto soprattutto nel mese di agosto dei picchi di temperature che hanno raggiunto e superato i 50 gradi, quindi immaginiamoci che cosa è per una pianta vivere a quelle temperature. La fortuna nostra è sempre stata che, essendo vicini al mare, poi durante la notte la temperatura precipitava a 20-22 gradi, generando quei famosi 20 e più gradi di gap tra giorno e notte. L'Inzolia si adatta perfettamente a questo genere di temperatura perché è una pianta estremamente resistente, con un acino con la buccia molto spessa, quindi riesce a sopportare alte temperature e si disidrata pochissimo. Troverete sicuramente un vino molto più fresco di quello che vi aspettate pensando a quanto calda è stata la vendemmia. Un vino che viene vinificato molto semplicemente, come tutte le nostre cose. Noi facciamo i lieviti in cantina, quindi non utilizziamo lieviti selezionati, ma
produciamo da noi i nostri lieviti, le nostre cuve, a partire dalle uve che sono in vigna, che sono le prime che si maturano. Portiamo avanti le nostre cuve in piccoli contenitori di acciaio e le alleviamo fino alla fine della vendemmia, inoculando mano a mano che si maturano le uve tutte le vasche che vanno in fermentazione. L'Insolia è una di queste, un vino che mantiene veramente proprio le caratteristiche saline e piacevoli del mare, estremamente fresco, molto bello come aperitivo o in abbinamento ad antipasti o piatti di pesce. Sempre di Insolia lo troviamo anche nel secondo vino, in questo caso però si ascrive alla DOC Menfi. Vogliamo parlare anche del Dietro le Case? Dietro le Case è un'Insolia che viene da una vigna vecchia, una vigna di 43 anni, 44 anni, che mantiene ancora delle caratteristiche molto particolari, perché è un vigneto piantato prendendo il legno dal vigneto preesistente, quindi è un innesto su piede americano naturalmente, perché post fillossera dalle nostre parti poi la fillossera endemica la abbiamo anche sulle foglie, quindi non ci possiamo permettere purtroppo il piede franco. Rispetto all'Insolia diciamo classica della linea Sicilia, quindi della DOC Sicilia, l'Insolia DOC Menfi, il Dietro le Case, ha una maggiore complessità, una profondità differente, è un anno più vecchio perché presentiamo l'annata 2011 questa sera, e sicuramente uno dei vigneti più belli che abbiamo, in cui c'è stata una evoluzione delle piante, ciascuna delle quali porta veramente delle caratteristiche diverse dall'altra. Io quando vado a fare i campionamenti ho riscontrato in questo vigneto 4 differenti fenotipi di Insolia, proprio perché evidentemente sia il vigneto attuale, che si è evoluto per più di 40 anni, sia evidentemente quello precedente, che è stato poi estirpato a 50 anni di età, hanno dato una variabilità di questo materiale genetico che si rappresenta nella vigna che abbiamo adesso, e questo genera complessità e genera armonia all'interno del vino. Tingiamo i calici, o meglio cominciamo a spostare il colore dal giallo a tingerlo non di rosso ma di rosa. Uno dei suoi vini più riconoscibili appunto ed è La Bambina, così si chiama questo vino, annata 2012. Come nasce La Bambina? La Bambina nasce per gioco e per scommessa. È un vino, questo è veramente il primo vino che ho pensato interamente io e che ho voluto fare contro qualunque parere. Mia madre era totalmente contraria, l'enologo che lavorava con noi era un po' perplesso, scettico di fare un rosato in Sicilia. Il mio importatore in America mi ha detto addirittura: tu non sei capace a fare un vino buono come quello di Robert Sinski che lo fa col Pinot Nero in California. Eravamo a cena insieme, per l'appunto bevevamo questo stupendo rosato californiano che io immagino essere uno dei migliori al mondo, mi ha colpito e conquistato. Giocavamo un po', ci prendevamo in giro e lui mi disse proprio questo: tu non sarai mai capace a fare un vino così. A me ditemi una cosa del genere, domani mattina, anzi fra un'ora, sono già capace di mettermi in gioco per cercare di capire come invece posso riuscire dove altri pensano che io non possa fare. E quindi ho iniziato, avevamo piantato da poco una vigna di Nero d'Avola che quell'anno avrebbe fatto la prima vendemmia. Sono andata da mia madre e gli ho detto: mamma, adesso faremo il rosato. E mia madre mi ha detto: sei totalmente pazza, il vino rosato non esiste, il vino è o bianco o rosso, il rosato non esiste. E comunque non è tradizionale della nostra zona. A Menfi si producono pochissimi vini rosati, in quella parte della Sicilia sono effettivamente molto difficili da produrre, considerate le alte temperature. La cosa bella è che quel vigneto è stato piantato in una zona in cui il terreno è calcareo e ci sono dei grossi ciottoli proprio dietro la vigna, dietro le case, in una leggera pendenza, quindi un terreno magro, molto molto sciolto, e con la possibilità proprio di avere una maggiore freschezza rispetto ai terreni argillosi che poi sono quelli dove abbiamo piantato gli altri rossi. Quell'anno ho detto a mia mamma: se tu non lo vuoi fare non importa, mi compro le tue uve, noi abbiamo i vigneti al 50%, quindi mi compro la tua parte di quella produzione e faccio quello che mi pare a quel punto, tanto è il primo anno, non ci possiamo fare un gran rosso, comunque facciamo una prova. Insomma,
fu che io ho preso queste uve, abbiamo iniziato a fare questo rosato, e quindi non vi posso nemmeno descrivere l'ansia che avevo durante questa gestazione eterna di questo vino, che ha fermentato per 21 giorni, una cosa eterna, lunghissima, perché poi con i lieviti autoctoni non lo sa in realtà come va. Una fermentazione può durare 6 giorni e può durare un mese, va come deve andare, secondo la forza dei lieviti, secondo i ceppi che si evolvono, secondo le caratteristiche di quell'uva. Sono talmente tante le variabili che è veramente difficile controllarle. Quindi alla fine di questi 21 giorni di fermentazione, quando finalmente abbiamo potuto dichiarare che il vino era secco e potevamo travasarlo, mi sono sentita come una madre che aveva partorito. In realtà i ragazzi di cantina mi hanno preso in giro tutti questi 21 giorni dicendo: ah, guarda, posso dirlo in siciliano, tale Marilena si a tagliare la piccilidda, quindi si è andata a guardare la bambina, andava a controllare che la bambina stesse bene. Da lì è nato il nome. Io ne presi 2 campioni a febbraio, quando sono andata poi in Colorado a fare la degustazione con il mio importatore, gliene ho portate 2 bottiglie e lui ha deciso che il vino in realtà era buono e se l'è comprato tutto. Quindi per 2 anni la bambina è andata solo in America. Sono soltanto 2 vendemmie che io riesco a tirarmene via qualche centinaio di bottiglie per poter servire anche in altri mercati, sì. Adesso invece tingiamo proprio di rosso i calici e parliamo dei 2 rossi che ci accompagneranno questa sera. Iniziamo dal Microcosmo, annata 2009. Come nasce? Allora, Microcosmo è appunto questo esperimento che abbiamo, la prima produzione della vigna di Perricone. Questa vigna mista, come dicevo prima, che viene piantata con il 90% di piante di Perricone e il 10% di piante di Nerello Mascalese. Io questo lo chiamo vino di vigna e non vino di varietà, perché non è percettibile l'assemblaggio, in quanto la vigna viene curata come se fosse un unico vitigno, viene curata insieme, viene campionata insieme, viene potata, viene coltivata insieme. Quello che succede nel momento in cui noi andiamo a vedere l'evoluzione dell'andamento vegetativo e anche produttivo delle piante è un sostanziale avvicinamento delle 2 varietà ad un punto di maturazione quasi contemporaneo, quindi le piante si influenzano a vicenda. È per questo che ho chiamato questo vino Microcosmo, perché in quella vigna si genera una interdipendenza che è tipica dei cosmi, quindi degli ambienti in equilibrio, in cui ogni parte è fondamentale per l'equilibrio dell'altra e ogni elemento di questo cosmo, sia pianta, sia animale, sia vegetale, sia terreno, sia atmosfera, è funzionale per il raggiungimento proprio di questa tensione all'equilibrio. Più forse una scelta filosofica che non una scelta diciamo di vitigno, di rappresentazione di un'uva, che però segna forse un pochettino una scelta che mi accompagna negli ultimi anni. Infine l'ultimo rosso, torniamo nella DOC di Menfi, in questo caso un Menfi rosso riserva Coda della Foce 2009. Qui quali uve troviamo? Allora, il Coda della Foce è l'unico blend reale, quindi sono 3 vini fatti tutti separatamente, le uve raccolte al giusto punto di maturazione e poi assemblate dopo quasi 2 anni di affinamento complessivo in acciaio e legno. Sono Nero d'Avola, Petit Verdot e Merlot. Strano questo accostamento, è un vino che io faccio in memoria di mio padre, perché lui beveva Bordeaux a Catini ed è uno degli assemblaggi che lui provò e con il quale insomma si trovò d'accordo, perché lui discuteva molto con i suoi vini e si trovò d'accordo però con questo assemblaggio. Merlot e Petit Verdot sono classiche varietà bordolesi, quindi rientrano negli assemblaggi bordolesi tradizionali. Il Nero d'Avola al posto del Cabernet Sauvignon lo marca molto meno del Cabernet, perché il Nero d'Avola da noi ha una caratteristica appunto di morbidezza e di dolcezza che il Cabernet in Francia non riesce ad avere. È quindi io lo chiamo un super Sicilian perché non vedo perché i toscani possano farlo e noi no. Lo facciamo in questo modo e rappresenta un po', se vogliamo, la punta della nostra produzione, perché naturalmente c'è una selezione delle uve molto importante al momento della vendemmia, ma anche una selezione delle masse, quindi dei legni che poi andranno in assemblaggio. Sono legni prevalentemente grandi, perché noi utilizziamo botti in rovere di Slavonia da 30 ettolitri, quindi il Merlot per esempio viene tutto affinato in botte grande, il Petit Verdot può andare in botte grande o in tonneau a seconda della sua caratteristica di quell'annata, quindi viene scelto il legno in funzione del tannino, in funzione dell'acidità e quindi delle potenzialità evolutive del vino, così come il Nero d'Avola.
Prima di concludere sono solito fare una domanda, lo premetto, non è per nulla corretta, ma forse anche interessante così conoscerne la risposta. Di tutti i vini che si producono a Cantine Barbera, qual è quello che preferisce Marilena Barbera? Dipende da come sto, in realtà, perché poi naturalmente fare le vendemmie, produrre 11 vini che possono essere 10 o 9 o 12 a seconda di come è l'uva poi che ti arriva in cantina, e quindi la scelta di produrlo o di non produrlo, di metterlo in bottiglia oppure magari di non farlo con molto dispiacere perché quell'annata magari non è stata fortunata per quella vigna o per quel vitigno, quindi dipende come sto. Ti posso dire su che cosa sto molto lavorando adesso, per esempio, che è una cosa che forse proveremo più avanti. Sto provando le macerazioni sui bianchi. Adesso sulle macerazioni c'è tutta una scuola di pensiero che sono passate di moda. Io non mi lego alle mode, non mi interessano le mode, mi interessa capire dove può arrivare l'uva che ho in quel momento davanti, quali sono le sue potenzialità, quali sono le caratteristiche e che vino vuole diventare. Per me fare il vino significa ascoltare l'uva e capire, cercare di capire dove l'uva vuole andare, solo lei lo sa, tu devi soltanto cercare di interpretarlo e portarla lì. Ora con il grillo il grillo mi ha detto che vuole andare in quella direzione. Il grillo è un'uva semi-aromatica, quindi estremamente piacevole, che quando viene vinificata con le bucce riesce ad estrarre l'aromaticità dalla buccia. È un peccato mortale buttare via le bucce di questo grillo, quindi, perché effettivamente mantengono una grandissima aromaticità e sono bucce verdi, quindi non scuriscono come quelle dell'insolio, del catarratto, che sono bucce gialle. Il grillo è una buccia verde che mantiene anche un colore molto chiaro nonostante la macerazione. L'ho provato nel 2010, che è l'unica annata fino a questo momento che è andata in commercio, ed è stato un primo esperimento, anche quello con un sacco di ansie e tutto, che è risultato però molto buono. Nel 2012 ho spinto la macerazione ancora più avanti, abbiamo fatto più giorni di fermentazione con le bucce e una maggiore quantità di vino fermentato con le bucce, una parte sempre mantenuta come mosto, quindi diciamo che è un 50% di macerazione, un 50% di fermentazione invece sul pulito. Sto lavorando così, in questo momento abbiamo imbottigliato ieri, non mi guardate le mani perché sono distrutte, abbiamo imbottigliato ieri e devo dire che io sono felice di questo vino, quindi lo vedremo, lo aspetteremo. Quindi qual è il mio preferito? In questo momento sono innamorata di Coste al Vento, la bambina naturalmente è la bambina, il microcosmo naturalmente è il microcosmo perché è la vigna del cuore, dietro le case è la vigna di mio padre, quindi tutti i vini sono vini a cui... Quindi 11 preferenze, quasi 10. Sì, quasi 10. Sì, quasi 12. Va bene, prima di concludere, magari i nostri amici che ci stanno ascoltando potrebbero aver piacere di venire a visitare Cantine Barbera a Memphis, e sì, se questo è possibile, come? Sì, è possibilissimo, anzi siete tutti benvenuti ed è sempre un grande piacere per noi poter parlare e accogliere i nostri amici e le persone che vengono a trovarci da lontano. Raggiungere Memphis è abbastanza semplice perché ci sono 2 aeroporti a distanza di un'ora di macchina, c'è l'aeroporto di Palermo e l'aeroporto di Trapani, che sono entrambe destinazioni abbastanza servite. Da lì vi dovete affittare una macchina perché purtroppo in Sicilia non ci sono treni, ce li hanno tolti, e gli autobus sono molto carenti, quindi direzione Memphis, vicino al mare, quindi a Portopalo, quasi a Portopalo, un colpo di telefono, una mail, un SMS, un piccione viaggiatore e sarete benvenuti. Molto bene, io concludo qui questa piacevole chiacchierata con Marilena Barbera, che ringrazio per essere venuta a tenerci compagnia questa sera e per farci conoscere da vicino la sua realtà produttiva, ma anche i suoi vini e il suo modo di interpretare la vigna e il vino. Quindi grazie ancora a Marilena Barbera e a Cantine Barbera evidentemente, e non mi resta che salutare anche voi dando l'appuntamento il prossimo mese con il nuovo evento di Wine Taste. Buona serata a tutti e grazie ancora Marilena Barbera.